Grazie, buongiorno a tutti. No, si sente questo? Sì. No, è che io ho la voce bassa. Allora, credo che il poco tempo mi consenta di passare la parte dei ringraziamenti, però insomma sono sottintesi. Scusa, è acceso? No, verifichiamo. Sì, è acceso. No, sono io che parlo molto basso. Una cosa la vorrei dire, perché è un sentimento che provo e che credo provi con me anche l'Avvocato Generale che è in aula, in sala. Cioè siamo un po' stupiti positivamente di questo 2012 che è un anno in cui tutti sono usciti un po' dalle trincee contrapposte e si comincia a parlare si sono abbandonate forse le armi e si comincia a parlare dei problemi reali della giustizia. Non eravamo abituati che qualsiasi intervento sulla giustizia era prodromica a un intervento per ridurre magari l'attività ritenuta invasiva dei magistrati o per... Insomma, non siamo ancora abituati a questo dialogare finalmente sui problemi che pareva fossero una cosa da mettere in sottordine a altri che non lo erano, tipo la separazione delle carriere, questo fatto che il pubblico ministero non può mangiare e bere il caffè con il giudice, cose che in realtà sono punti di forza del nostro sistema, ma appunto finalmente noto un clima mutato e sono ancora stupito del fatto che addirittura la relazione del Ministro di Giustizia sullo stato della giustizia in Italia è stato approvato all'unanimità, mi pare, quantomeno con l'apporto di tutte le forze che sostengono questo governo, e finalmente sembra quasi di respirare, come diceva Don Luigi Terlatin, una boccata di aria fresca. Finalmente parliamo dei problemi della giustizia. È una novità, ma è una novità direi positiva, speriamo che duri, perché è un clima davvero positivo. Ed è positivo anche l'invito che sentivo venire dal relatore e segretario del Partito Democratico di costruire un intervento che sia però non bipartisan, che sia unanime, direi, di tutte le forze politiche. Quindi non è mio compito parlare di politica, ma volevo dire che finalmente con piacere accogliamo l'idea di confrontarci e di ritenere che, ad esempio, e qui chiudo il mio escurso sul mondo istituzionale, che il Consiglio Superiore della Magistratura dia dei pareri tecnici sulle leggi e non venga visto questa attività costituzionalmente dovuta come un'ingerenza. Quindi finalmente ragioniamo assieme, amministratori e operatori investigatori e operatori della giustizia danno tutti il loro apporto sereno e riducendo tutti quanti, perché va detto, i toni che magari prima erano troppo marcati e non portavano a nulla. Tutto ciò premesso, quindi vi ringrazio sinceramente non solo dell'invito ma anche di questo modo diverso finalmente di valutare le questioni. Vado velocemente al tema su cui mi è stato chiesto di riferire, cioè le infiltrazioni della mafia nel Veneto. E come sempre si fa in queste occasioni, la prima cosa è si tranquillizza la gente dicendo: guardate, nel Veneto non ci sono problemi di controllo nel territorio, che è in tutti questi convegni una cosa che viene molto gradita, ma è sotto gli occhi di tutti. Nel Veneto, ma anche in Emilia e nelle regioni del nord non c'è un problema. Il problema non è grave come in certe regioni del sud dove ho lavorato e ho visto, in cui effettivamente la mafia, le organizzazioni criminali controllano vasti settori dell'apparato pubblico o comunque sono in grado di determinarne le azioni. Qui in realtà nessun commerciante allo Stato ci risulta paghi il pizzo, e quelli che sembravano essere fenomeni di quel tipo in realtà erano commercianti, faccio un esempio, di Salerno, che pagavano il pizzo alla mafia di Salerno, ma perché, dico Salerno un paese a caso, ma lì non c'è grossa mafia, perché non in quanto operatori imprenditoriali del Veneto, ma in quanto provenienti dallo stesso paese dei loro estorsori. Quindi qui non abbiamo problemi di questo tipo, però abbiamo un problema che forse è più insidioso e che rischiava, ma ho notato con piacere che tutti quanti hanno ben chiara questa situazione adesso, rischiava di essere sottovalutato, perché quella storia che qui non si spara
si pensa che tutto sia sotto controllo. Non è questo un indice tranquillizzante, perché semmai proprio il fatto che ci sia silenzio totale significa che vanno monitorate meglio le situazioni. Non siamo di fronte per chi ne ha qualche memoria, alla criminalità nota come la banda Maniero o la mafia del Brent. Quelli davvero sparavano, ogni tanto si trovava qualche cadavere in giro, però tutto sommato l'impatto, adesso io non lo voglio sottovalutare, sia chiaro, ma sono cose diverse. L'impatto che aveva quella criminalità era limitato alla commissione certamente di reati contro il patrimonio, quindi rapine, traffico di droga eccetera, ma sostanzialmente non andava a intaccare il tessuto socio-economico della regione o della provincia, perché poi alla fin fine il riciclaggio se lo facevano in Slovenia e via di questo tipo. Qui siamo invece di fronte a un fenomeno che è temibilissimo, proprio perché più che conquistare si associa a spezzoni della nostra imprenditoria che non sono mossi da quel sentimento etico, a quelle virtù operistiche che vengono spesso sbandierate, ma che in realtà i veneti non hanno più degli altri. I veneti sono dei gran lavoratori, ma non è detto che nei veneti non alberghi qualcuno che, attratto dal denaro, vada a qualsiasi compromesso. Quindi spogliamoci anche della retorica. Questo fenomeno è micidiale perché si associa soprattutto, e c'è sempre stato, dai tempi in cui i Graviano investivano nella zona turistica del Padovano, a qualche infiltrazione dei calabresi che c'è sempre stata, però adesso la situazione si fa più pericolosa, più temibile, perché si connota, l'avete già detto, non voglio ripetermi su questo, a un fenomeno di crisi economica, crisi imprenditoriale del Veneto, che soprattutto affligge tutta la piccola e media imprenditoria. Qui siamo di fronte a un fenomeno probabilmente epocale, una crisi che non è quella che dura 2 anni e poi si torna a produrre. Questa è una crisi che sta durando da almeno 3-4 anni e che non ha prospettive di fine immediata. A fronte di un fenomeno di questo tipo che ha messo in grossa difficoltà il mondo imprenditoriale, ve lo dico perché lo abbiamo registrato recentemente un'operazione molto grande, molto vasta. E di fronte a questa situazione di crisi c'è un intero spezzone dell'economia veneta che è in grossa difficoltà. Sono banalità, non serve che lo dica io, ma sostanzialmente grosse difficoltà di liquidità, di finanziamento. Le banche hanno chiuso i rubinetti dall'oggi al domani, e una bella fetta di piccoli e medi imprenditori sono trovati nella situazione di dover chiedere denaro fresco, liquido, da investire o con cui ripianare buchi determinati da altri imprenditori a loro volta in difficoltà. Questo fenomeno, per andare direttamente al succo del problema, ha determinato una domanda di denaro che qualcuno è stato pronto ad offrire. E questo è un primo aspetto dell'infiltrazione mafiosa, ce ne sono altri, li ha già riferiti incidentalmente Don Luigi Terratin, gli affari che si fanno nel settore dei rifiuti, gli affari di riciclaggio puro, ma quello, avendo pochi minuti, quello che mi premeva di dirvi è che da ultimo siamo incappati in esplosione del fenomeno dell'usura agli imprenditori, non quello che ha bisogno dei soldi per far operare il bambino, l'usura, il finanziamento dell'imprenditoria. E che dietro questo fenomeno per adesso abbiamo intravisto fondi che vengono dalla cosiddetta mafia casalese, cioè le famiglie di Casal di Principe, cioè dalla mafia campana, che in questo momento assieme all''ndrangheta sono le organizzazioni criminali che dispongono di risorse di liquidità infinite. Rapidamente diceva un collaboratore di giustizia che ho sentito poche settimane fa, che si è scoperto essere di fatto il vice di Zagaria, diceva: guardi che ogni settimana noi arrivavano solo dei rifiuti alla famiglia di Zagaria, che è una delle famiglie, ogni settimana un guadagno secco di 1 milione di euro che veniva solo dal piazzare i rifiuti che venivano, non mi ricordo se dall'Emilia o dal Veneto, cioè il Veneto e Emilia, diciamo il collettore è l'Emilia in realtà. Solo quella famiglia, solo per i rifiuti, prendeva di guadagno secco 1 milione di euro a settimana, mi pare, ma non mi ricordo se me ne aveva detto di più.
siamo di fronte a organizzazioni criminali che hanno incamerato settimanalmente milioni di euro, perché un altro che era il capo contabile parlava che mi diceva che dal comparto Emilia-Veneto, perché il collettore poi è in Emilia, venivano 5-6 milioni di euro alla settimana come collettame delle tangenti. Quindi siamo di fronte a gente che dispone di liquidità infinita. Questa liquidità va reimpiegata. Ora, se si crea un fenomeno di assenza di finanziamento alle piccole imprese, questi sono lì che ci arrivano. E non arrivano sempre con la proposta usuraria nitida, cioè tu hai bisogno di soldi, io te li do, mi devi dare 10% al mese, 10-15% al mese. Questa è la proposta più neutra, più trasparente, tutto sommato più condivisibile, nel senso che la vittima ha bisogno, si è piegata a sta proposta che è inverosimile per uno che la pensi, che viva una situazione normale, pagare il 200% di interesse all'anno, ma in realtà si ricapitalizza ogni 4 mesi. Per chi è in difficoltà e vuole salvare la sua impresa è una cosa che può essere anche compresa. Il problema è che questa offerta di denaro si è ammantata non solo di questo tipo di proposte, ma di proposte anche che prevedevano una mutua violazione di leggi fiscali, ad esempio. Una proposta era questa, l'altra proposta era: tu stai fallendo, vuoi evitare il fallimento? Bene, non ti preoccupare, io ti darò una scatola, io prenderò la tua va di moda a dire bad company, ti darò a disposizione una new company, sono tutti i linguaggi che hanno imparato a quei livelli criminali, non li dice solo Marchionne. Ti do la nuova società con i prestanomi, la vecchia società di cui tu sarai operatore occulto, la vecchia società me la porto, ti do i prestanomi, la trasferiamo a Caserta, la facciamo fallire a Caserta, tanto è vero che con le nuove norme sulla bancarotta non se ne farà nulla perché Caserta è intasata di società che stanno fallendo. Le nuove leggi che abbiamo adottato sono state adottate in concomitanza con i crack più rilevanti della storia italiana, sono state leggi che non hanno ampliato la repressione come ci sarebbe aspettato, come hanno fatto in America dopo il crack Enron, ma hanno di fatto diluito la risposta repressiva alla bancarotta, per cui se non si apre un fallimento in tempi stretti tutto questo si prescrive. Quindi la proposta era in realtà: ti libero, ti evito il fallimento, mi paghi dei soldi che però poi ti presto io, e siccome non ce li hai te li presto a usura e ti catturo. La seconda proposta era illecita perché coinvolgeva la vittima in un traffico illecito, ben disposta la vittima a prestarsi e a non fallire. E ce n'era un'altra: ti do io i soldi, apriamo una nuova società, tu sarai l'imprenditore occulto, però con la vecchia faremo un po' di false fatture. E anche qua una bella fetta di vittime ha detto sì, ma mi sta bene. Ce n'è un'altra: ti do i soldi, apriamo una nuova società, l'altra te la intesto sempre a prestanome così non fallisci, e con quei soldi facciamo le frodi carosello.